Buonasera e benvenuti a questa edizione del telegiornale. Vediamo insieme i principali titoli. Lacrime, dolore e abbracci nella camera ardente di Paolo Taormina, il 21enne ucciso con un colpo di pistola alla nuca da Gaetano Maranzano, reo confesso, mentre sedava una rissa vicino al suo ristorante a Palermo. Il padre ora dice: voglio incontrare l'assassino di mio figlio e chiedergli perché lo hai fatto. Giovedì i funerali in cattedrale. Accesso facile alle armi e fiumi di crack, così le periferie delle grandi città siciliane diventano polveriere dove proliferano sacche di microcriminalità che poi invadono le zone della Movida. La nostra inchiesta. Ancora droga, 18 arresti a Mazara del Vallo, la banda gestiva la vendita degli stupefacenti in un appartamento di edilizia popolare. Condannato a 16 anni e 2 mesi per gli abusi sessuali nella setta, il Santone Capuana. Il processo di primo grado scaturito dall'inchiesta 12 Apostoli si chiude con una sentenza di colpevolezza emessa dal Tribunale di Catania. Il tentato femminicidio di Siracusa, la 33enne rimane ancora ricoverata in prognosi riservata all'ospedale Umberto I. Intanto proseguono le indagini sul suicidio di Stefano Argentino in carcere, uccise Sara Campanella. Precipita da un'altezza di 4 metri, morto un operaio in un cantiere tra Scordì e Militello. Nella sola provincia di Catania dall'inizio dell'anno sono 14 gli incidenti mortali sul lavoro. Sanità, Sicilia ultima nella speciale classifica stilata dal report Ambrosetti. Qualità della salute e aspettative di vita nettamente inferiori rispetto alle regioni del nord Italia. Calcio è la settimana del big match Catania-Salernitana, ma la dirigenza rosso-azzurra gioca anche l'importantissima partita per Torre del Grifo. Giovedì l'asta per il centro sportivo. Bentrovati. Al Pala Oreto di Palermo la camera ardente del giovane Paolo Taormina, ucciso sabato scorso nel locale di famiglia a Palermo. Il padre rompe il silenzio e dice: voglio incontrare il suo assassino. Lo zio invece invoca l'aiuto dello Stato. Dobbiamo sconfiggere questo cancro. Marco Gullà. Una coda di motorini suona per accompagnare la bara dove all'interno c'è la salma di Paolo Taormina. Il feretro viene portato al Pala Oreto per la camera ardente. L'autopsia ha accertato che il ventenne è morto per un colpo di pistola in testa. Rabbia e lacrime segnano un martedì di commozione per Palermo. Arrivano parenti, amici, anche cittadini che non conoscevano Paolo ma che oggi vogliono comunque manifestare vicinanza alla famiglia. Il padre di Paolo, dopo giorni di silenzio, oggi ha detto: voglio incontrare Gaetano Maranzano per chiedergli perché ha sparato e ucciso mio figlio. E poi lo zio che invoca l'aiuto delle istituzioni. Per sconfiggere questo cancro, Paolo non deve morire in vano, non deve morire, perché io mi devo dare una pace mi devo dare per mio nipote. E l'unica pace che mi posso dare è che Paolo non deve morire in vano. Questo solo posso dire e nient'altro. Un bravo ragazzo che non c'entrava nulla con questa storia. No, non c'entrava nulla Paolo. Paolo era un lavoratore, era buono, era sano, era sincero, era un pacifico. Tutto quello di positivo che c'era era Paolo. Giovedì mattina alle 10:30 si terranno i funerali in cattedrale, sabato sera invece un momento di preghiera allo Zen. Proprio nel quartiere palermitano continuano perquisizioni e controlli da parte delle forze dell'ordine. Si cerca chi ha supportato Maranzano nella fuga dopo aver sparato. Gli investigatori sono al lavoro per capire se c'è un movente che abbia scatenato la follia del 28enne. I cittadini intanto chiedono a gran voce maggiore sicurezza. Domani al Viminale, proprio per questo, Roberto Lagalla e Renato Schifani incontreranno il ministro degli interni Matteo Piantedosi. In vista ci sono misure straordinarie per la città, come ha preannunciato la parlamentare Carolina Varchi, ma anche più uomini in campo e l'istituzione di zone rosse. E parliamo adesso dello Zen, il quartiere da dove proviene Gaetano Maranzano, l'assassino, il killer. C'è una parte di questo quartiere che vuole scrollarsi di dosso lo stereotipo di quartiere malfamato. Desiree Ferlito. Ma come si può pensare che oltre 20.000 persone siano tutte delinquenti, tutti spacciatori, tutte con le pistole nella cintura? Lo Zen maltrattato, deluso, ferito, descritto come un quartiere malfamato, dove il degrado, la delinquenza e la mafia hanno ormai preso il sopravvento.
Ma c'è una parte dello Zen, anzi la fetta più grande dello Zen, fatta di gente per bene, che lavora, che ama questo quartiere e che non ci sta. Si può urlare sulla scorta della rabbia, ma non si può razionalizzare e credere che quello veramente sia un quartiere fatto soltanto di delinquenti. Lo Zen ha provato a rinascere, a raccontarcelo è Fabrizio Arena dell'associazione Zen Insieme. Per tanti anni lo Zen ha provato a scrollarsi di dosso uno stereotipo, diventando anche luogo di cultura. Ha provato a reintegrarsi, ma senza risultati. La città di Palermo è sempre stata restia. Bisognava investire sullo Zen dalle istituzioni, mai nulla. Un quartiere senza spazi aggregativi, se non quelli delle associazioni, che ha dovuto lottare per avere degli spazi sportivi che poi non sono stati manutenuti da chi avrebbe dovuto. Cioè lo Zen è un posto in cui quelli che altrove sarebbero dei comuni diritti diventano dei lussi. E poi la piaga dell'emergenza abitativa allo Zen, mai nessuna risposta. Il primo intervento che bisognerebbe fare è quello di creare delle sanatorie, assegnare le case, spostare tutto questo nel discorso della legalità, nel campo della legalità. Intanto a Palermo 200 giovani protestano dopo l'uccisione di Paolo Taormina, chiedono una città più sicura, mentre lo Zen continua ad affondare. Questo è lo Zen, è un posto fatto di brave persone che in questo momento sono stremate, stanche, demotivate, si sentono abbandonate, hanno paura perché comunque questa condizione spaventa loro per primi, sono mortificati e che cosa ne ricavano dal resto della città? Fango. Armi e droga alla base degli episodi di violenza che si moltiplicano in tutta la Sicilia. Una dose di crack costa pochi euro, le pistole si reperiscono facilmente, come ci racconta Luca Ciliberti. Accesso facile alle armi e fiumi di crack. Così le periferie delle grandi città siciliane diventano polveriere dove proliferano sacche di microcriminalità che invadono le zone della movida, dove è facile imporre la droga e sempre più spesso la violenza. Reperire una pistola è facile, bastano poche centinaia di euro. Per i piccoli malavitosi dello Zen, di Brancaccio, di Librino, San Cristoforo, tanto per citare i quartieri popolari più conosciuti di Palermo e Catania, è uno status symbol. Sui social ostentano ricchezza e opulenza in stile Casa Monica. Oro, collane e vestiti firmati, tutto mostrato con spavalderia su TikTok, dove li vedono anche i carcerati, non si sa come, dai loro cellulari in cella. I soldi per fare la bella vita arrivano quasi sempre dalla droga. Il crack costa pochi euro ed è alla portata dei giovanissimi. Il consumo di cocaina invece dilaga ancora nei salotti bene. E poi ci sono l'hashish e la marijuana, sempre diffusissimi. Lo sanno bene anche delle procure. Durante le sparatorie di qualche settimana fa a Catania, il procuratore Curcio definiva questi giovanissimi carne da macello di chi fa davvero i soldi con il narcotraffico, confermando che bastano davvero pochi soldi per comprare un'arma. Un modello Gomorra con tanto di barbe lunghe esportato ovunque. Basta vedere le foto degli ultimi protagonisti della cronaca, dei killer di Monreale fino all'ultimo arrestato di Palermo. Le operazioni di polizia e carabinieri per il controllo del territorio si moltiplicano. Oggi a Catania è stato scoperto un nascondiglio di armi e munizioni ricavate all'interno di un edificio abbandonato in Viale Moncada, nel quartiere Librino. Ma non basta, il vuoto delle istituzioni lo colmano ancora i clan ed è evidente. I carabinieri di Mazara del Vallo hanno azzerato un gruppo criminale che gestiva il traffico di droga della città. 18 gli arresti, lo stupefacente arrivava con i corrieri palermitani, come ci racconta Laura Spanò. Sgominata dai carabinieri di Mazara del Vallo, un'organizzazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti, 18 le persone coinvolte, 7 finite in carcere, 11 ai domiciliari. L'indagine, iniziata sotto la direzione della Procura di Marsala, poi passata alla DDA di Palermo, ha scoperto una banda che vendeva al dettaglio eroina, cocaina, crack, hashish e marijuana. La piazza di spaccio era stata allestita in un appartamento del quartiere popolare Mazara 2. Al vertice dell'organizzazione un uomo soprannominato il principale, che dirigeva l'associazione definendo ruoli, compiti e turnazioni, delegando al fratello il compito di curare il ritiro e l'occultamento delle partite di droga consegnate dai corrieri palermitani. La casa era dotata di porte blindate e sistemi di videosorveglianza. Nel corso delle indagini sono stati sequestrati quasi 150.000 euro in contanti, mezzo chilo di eroina, oltre 2 chili di cocaina e altrettanti di hashish, 2 appartamenti di edilizia popolare in cui veniva organizzato il traffico di droga. Numerose le perquisizioni effettuate a carico degli indagati.
Condannato a 16 anni e 2 mesi per gli abusi sessuali nella setta, il Santone Pietro Capuana. Il processo di primo grado scaturito dall'inchiesta 12 Apostoli si chiude con una sentenza di colpevolezza emessa dal Tribunale di Catania. Pene più lievi per gli altri imputati: Fabiola Raciti, condannata a 15 anni e 2 mesi, Katia Scarpignato a 7 anni e Rosaria Giuffrida a 9 anni e 4 mesi. Le tre avrebbero avuto il ruolo di convincere le ragazzine a subire le violenze. La difesa ha annunciato che, una volta preso visione delle motivazioni, impugnerà la sentenza di oggi. Andiamo a Canicattini Bagni, nel siracusano, sotto shock per il tentato femminicidio di ieri pomeriggio. La giovane donna, ferita a coltellate dall'ex compagno, è ancora in gravi condizioni. Meno di un mese fa aveva denunciato, ma non era arrivato nessun provvedimento. Francesco Loi. La giovane donna, ferita con 20 coltellate dall'ex compagno, è in gravi condizioni all'Umberto I di Siracusa. Nemmeno la denuncia di poco tempo fa è riuscita a frenare la furia dell'uomo. Per lui, infatti, non sarebbe arrivato nessun provvedimento. Non dobbiamo far passare questo messaggio e dire che le donne sono lasciate da sole, assolutamente no. A sventare l'irreparabile è stata questa ragazza, insieme alla sorella e al fratello, tutti minorenni. Qui Paolo Passarello, 34 anni, ha tentato di uccidere la sua ex compagna. L'ha aspettata fuori dal lavoro per poi colpirla. Sapevo nemmeno io come mi stavo tenendo forze. Chiamai subito mio fratello e gli dissi che comunque c'era questo qua che la stava pugnalando. E allora mio fratello prese un martello e lo lanciò. E allora lui, dallo spavento, se n'è scappato. Il silenzio di un lunedì pomeriggio, spezzato dalle urla che hanno sentito tutti. Mio figlio ha lanciato un martello nel vetro della macchina per farlo scappare, è riuscito facendolo scappare a salvarla, perché le sue intenzioni erano chiare di farla fuori, questa povera ragazza. Quindi lui si è spaventato, gli è sembrato, penso, un colpo di pistola, non lo so. La corsa dell'uomo è finita all'ospedale di Avola, dove era andato per farsi medicare alcune ferite alla mano. Il coltello, dalla lama lunga e affilata, lo aveva lanciato nelle campagne limitrofe, ma i carabinieri lo hanno subito trovato. Ora l'uomo è in carcere, a Cavadonna. E se a Siracusa è stato sventato un femminicidio, non è stato lo stesso per Sara Campanella. Parliamo del suicidio poi postumo in carcere di Stefano Argentino, il suo assassino. I consulenti nominati dalla procura sono adesso al lavoro per esaminare la documentazione medica. Il giovane si è tolto la vita nel carcere di Messina, lo ricordiamo, dove era rinchiuso appunto dopo il femminicidio di Sara Campanella. Emanuela Corsi. Proseguono le indagini sulla morte di Stefano Argentino, il 27enne di Noto, morto suicida in carcere a Messina, dove era detenuto per il femminicidio della collega universitaria Sara Campanella. La procura di Messina vuole accertare se ci siano responsabilità nel decesso del ragazzo, che più volte in carcere aveva manifestato la volontà di togliersi la vita e per questo era stato sottoposto a un regime di sorveglianza particolare. 15 giorni prima della sua morte, Argentino era stato riammesso alla detenzione ordinaria, condividendo la cella dove poi si è impiccato con altri detenuti. Come riporta oggi il quotidiano La Gazzetta del Sud, i due consulenti nominati dalla procura hanno iniziato ad acquisire ed esaminare la documentazione medica tra le carte dell'inchiesta. Inchiesta che vede allo stato attuale 7 indagati, tra questi la direttrice del carcere, la vice direttrice, la responsabile dell'area trattamentale e la psichiatra della struttura detentiva, oltre a una psicoterapeuta. La procura ipotizza i reati di omissione di atti di ufficio e morte come conseguenza di un altro reato. La consulenza tecnica servirà per stabilire se il comportamento del personale e dei terapeuti sia stato conforme e se sul corpo di Argentino siano stati trovati segni di abusi sessuali avvenuti in carcere. Argentino lo scorso 31 marzo uccise a coltellate in strada a Messina la 21enne Sara Campanella perché lo aveva rifiutato dopo averla perseguitata per mesi. Sarà effettuata l'autopsia sul corpo del 31enne Andrea Giuseppe Scicolone, morto in ospedale a Gela domenica scorsa. I familiari infatti chiedono di fare luce su quanto accaduto. Solo 3 giorni prima erano scattate in città le sue ricerche. Il 31enne si era allontanato senza dare notizie di sé. Il giovane è stato ritrovato sabato scorso dai carabinieri a Pariva in buone condizioni. Dopo 24 ore però la morte in ospedale. Un'altra morte, questa volta sul lavoro, ed è l'ennesima. Un operaio è caduto da un'altezza di 4 metri mentre lavorava in un cantiere tra Scordia e Militello. Vediamo.
Si allunga la scia delle morti bianche in Sicilia. L'ultima vittima è un operaio tunisino di 57 anni rimasto gravemente ferito ieri mentre lavorava in un cantiere tra Scordia e Militello in Val di Catania. Il decesso è avvenuto nella notte all'ospedale Cannizzaro. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, dipendente di una ditta di giarre, sarebbe precipitato da un'altezza di circa 4 metri da un pavimento sopraelevato che stava impiantando in un magazzino della zona di Ambelia. Soccorso dal 118, il 57enne è stato trasferito in elisoccorso all'ospedale Cannizzaro, dove è arrivato in gravissime condizioni, in coma, con fratture multiple e con un trauma cranico. Ricoverato nel reparto di rianimazione, è morto durante la notte senza avere mai ripreso conoscenza. Sono in corso le indagini dei carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica e la causa della morte. Nella provincia di Catania dall'inizio dell'anno sono già 14 le vittime di incidenti mortali sul lavoro. Nella regione sono più di 50. Sicilia all'ultimo posto nella speciale classifica stilata nel report Ambrosetti, qualità della salute e aspettative di vita nettamente inferiore rispetto alle regioni del nord Italia. Ciliberti. Se i cittadini della provincia autonoma di Trento sono quelli che godono di migliori condizioni di salute in Italia, all'ultimo posto invece ci sono i siciliani. Su una scala da 1 a 10 i trentini raggiungono un punteggio di 9,4, mentre i siciliani si fermano solo a 2,7. Un abisso. Sempre a Trento si può sperare di vivere in buona salute fino alla soglia dei 70 anni, 69,7 per l'esattezza, mentre in Sicilia non si arriva oltre i 56 anni. La fotografia che emerge dal rapporto meridiano sanità dell'European House Ambrosetti presentato a Roma è catastrofica per le regioni del sud. A determinare la graduatoria è un indice che tiene in considerazione diverse variabili che vanno dall'aspettativa di vita alla presenza di malattie croniche fino alla mortalità infantile. In generale si conferma un forte gradiente nord-sud con le regioni meridionali con valori stabilmente sotto la media. Tra le migliori performance dopo Trento ci sono il Veneto al secondo posto e la provincia autonoma di Bolzano terza, poi la Lombardia. Ottimi risultati ma anch'esse molto distanti dal primo posto, infatti si attestano tutte sul 7 su 10 come punteggio. Guardando la classifica al contrario, invece, davanti alla Sicilia ci sono la Calabria e poi la Campania. Tra i diversi sottoindicatori presi in considerazione spiccano anche quelli sulle differenze in termini di aspettativa di vita. Un cittadino trentino tende a vivere 3 anni in più rispetto ad uno campano, ad esempio 84,7 anni e contro gli 81,7 e 2 anni in mezzo in più rispetto a un siciliano. In tribunale a Messina definita l'asta del fallimento della CR Messina. La proprietà del ramo sportivo passa al Racing City Group, società proprietaria di diversi club come il Monaco femminile e il Racing Catania Women. Sentiamo Francesco Triolo. È il Racing City Group di Justin Davis e Morris Bagnello, accompagnato dalla Global Capital, fondo che finanzia l'operazione, ad aggiudicarsi l'acquisizione del ramo sportivo della CR Messina. L'aggiudicazione provvisoria questa mattina con la curatrice fallimentare Maria Di Rienzo, che in aula ha constatato l'assenza di altre offerte, così la società italo-australiana detiene il complesso aziendale oggetto dell'avviso pubblico. In aula presenti i legali delle due realtà acquirenti. A CR Messina acquisita a 200.000 euro più il pagamento dei debiti quantificati in altri 690.000 euro. Il saldo del versamento prestabilito per rilevare definitivamente il ramo sportivo dovrà avvenire entro 15 giorni da oggi, ma c'è la possibilità entro 10 giorni, evidenziata da curatela, che possa arrivare un'offerta migliorativa del 10% e riaprire l'asta. Pensavamo che non ci fossero altre offerte e così è stato. Abbiamo potuto constatare che la nostra offerta non ha avuto, non è stata rilanciata sostanzialmente. Abbiamo delle perplessità sull'applicabilità di questa norma perché riteniamo di aver ottenuto l'aggiudicazione sulla base della proposta e non sulla base della gara. Il Racing City Group, che nel suo portafoglio club ha il Monaco di Marco Simone e il Racing Catania Women, da oggi dovrà farsi carico dell'organizzazione dei costi del club giallorosso, che si trova all'ultimo posto in classifica in Serie D con -2, avendo recuperato gran parte della penalizzazione di 14 punti con cui è partito. I centri storici di Catania e Palermo stanno diventando dei dormitori per turisti. Chi affitta lo fa per brevi periodi. Sul mercato si trovano solo B&B e alloggi vacanze. Le famiglie hanno difficoltà a trovare una casa in affitto. I sindacati sono allarmati e chiedono una legge regionale e dei fondi per aiutare chi è in difficoltà. Adelaide Barbagallo.
A Catania come a Palermo, ma in tutte le città della Sicilia, è sempre più difficile per le famiglie trovare una casa in affitto. Sono tutte offerte per periodi brevi, quindi destinate ai turisti. I centri storici si svuotano di residenti per lasciare spazio a B&B e alloggi vacanze. Drammatica la fotografia emersa dall'incontro organizzato a Sunie e CGIL Sicilia a Catania. Nelle piattaforme immobiliari a Palermo nel 2023 l'offerta di affitti lunghi è di sole 595 unità contro quasi 6.000 affitti brevi. A Catania appena 252 case disponibili per affitti lunghi contro i quasi 4.000 brevi. Le famiglie o chi cerca una casa per viverci, quindi per un periodo congruo, non trova nulla sul mercato o trova pochissimi alloggi a canoni sostenuti. Aumentano i prezzi e pure gli sfratti. La Sicilia ha un punto di non ritorno. Per la CGIL occorre subito una legge regionale che faccia ordine e dei fondi per aiutare le famiglie. Penso alle tante famiglie con tanti minori, a situazioni in cui ci sono anziani, dove perdere la casa è una delle, credo, tragedie più grandi che una persona nella sua vita possa vivere. La situazione, dice la CGIL, rischia di cambiare definitivamente il volto delle città con un turismo che a lungo non sarà più sostenibile. Genitori esasperati all'istituto Pestalozzi di Catania, nel plesso della Materna, avvistati topi e nonostante l'allarme la scuola è rimasta aperta proprio per le esigenze delle mamme lavoratrici. Simona Mazzone. Non è la prima volta che all'istituto comprensivo Pestalozzi, in questo plesso della Materna, vengono avvistati topi. Siamo al villaggio Sant'Agata, quartiere periferico di Catania. Genitori esasperati hanno contattato la nostra redazione per segnalare non solo la presenza di ratti, ma soprattutto che il plesso rimane aperto per i piccoli alunni. Questi i messaggi inviati dalle maestre alle mamme. Il plesso rimane aperto perché molte mamme che lavorano hanno l'esigenza di avere i bambini a scuola. È compatibile un plesso dove è stato avvistato un topo che resta aperto e la presenza di bambini molto piccoli? Allora, è compatibile col fatto che il comune è già intervenuto, stiamo seguendo l'iter normale, quindi c'è stato il sopralluogo, hanno messo delle trappole. Già 2 anni fa si era verificato un episodio simile. La scuola non è rimasta inerte e ha contattato il comune, che ha installato trappole in sicurezza all'interno e all'esterno. La presenza di topi qui è dovuta dall'inciviltà di chi, transitando a velocità, getta sacchi dell'immondizia a ridosso della scuola e spesso anche dentro al cortile, nonostante le telecamere installate in zona. Questo è un problema reale, ma la scuola è qui e sono loro che devono smettere di mettere la spazzatura accanto alla scuola. Quindi forse dovremmo trovare un modo per far capire che dentro ci sono dei bimbetti. La dirigenza della scuola fa sapere che se nelle prossime ore l'allarme non rientra, i bimbi verranno trasferiti in altri plessi, mentre l'assessore comunale alla pubblica istruzione Guzzardi spiega che per protocollo, dopo l'installazione delle trappole avvenuta lunedì, occorre attendere circa 3 giorni per intervenire nuovamente. Una pausa adesso, tra poco lo sport. Ritorniamo in studio con lo sport, il calcio, perché è la settimana che precede la sfida alla capolista salernitana. Il Catania però si prepara a giocare anche un'altra partita, quella di Torre del Grifo, come ci racconta Francesco Triolo. È una di quelle settimane da circoletto rosso per il Catania, una di quelle che nell'arco della stagione può incidere in positivo o negativo. Dal campo all'extracampo, giovedì si aprirà l'asta competitiva per Torre del Grifo e la società rossazzurra ha già presentato un'offerta da 4 milioni di euro, ma dovrà attendere la mattinata del 23 ottobre per verificare la presenza di altri offerenti ed eventualmente effettuare la proposta al rialzo. Rilanci che dovranno essere da 250.000 euro. Dal 24 al 30 ottobre un soggetto terzo che non abbia partecipato a questa fase può presentare un'offerta in aumento del 10% rispetto al prezzo stabilito dal 16 al 23 ottobre. Domenica poi è il giorno della sfida alla capolista salernitana ed i rossazzurri hanno l'occasione per accorciare sensibilmente sul primo posto in classifica, un'attesa che si registra da giorni in città, tanto che la curva nord è sostanzialmente già esaurita. Sul fronte squadra filtra cauto ottimismo circa le condizioni di Emanuele Ciccerelli, uscito dal campo sabato al 33esimo per un problema fisico. Da verificare anche le condizioni di Forte e quanti minuti avrà nelle gambe Caturano. Qualche novità potrebbe esserci sulla tre quarti, con Toscano
che però ha tutta la settimana per verificare le condizioni dei singoli e studiare le soluzioni adatte in vista del match contro la Salernitana di Peppe Raffaele. E intanto arrivano buone notizie per il tecnico toscano, perché sono stati eseguiti nel pomeriggio gli accertamenti strumentali per l'infortunio occorso a Cicerelli. Lo abbiamo sentito all'interno del nostro servizio durante la gara di Giuliano. Per l'attaccante rossazzurro sono state escluse lesioni muscolari e nei prossimi giorni svolgerà un programma di lavoro differenziato. Ci fermiamo ancora per una breve pausa e torniamo tra poco. Entriamo in studio. Prima di chiudere ancora una notizia, ci sono delle indagini a Marsala perché un uomo ha fatto irruzione nel pomeriggio in uno studio medico in via Finocchiaro Aprile a Marsala per l'appunto, aggredendo e prendendo a pugni una donna che in quel momento era nella stanza della dottoressa. A bloccarlo sono state le altre persone che erano nella sala d'attesa. La donna è stata portata, trasportata con un'ambulanza del 118 al pronto soccorso dell'ospedale Paolo Borsellino di Marsala. Indagini sono in corso. Questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale. Grazie per essere stati con noi. Da parte mia, dei tecnici della regia, un buon proseguimento di serata. Arrivederci.